TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Il Comune di Venezia ha presentato oggi all'interno della BIT, Borsa Internazionale del Turismo di Milano, le principali novità e iniziative programmate per l'anno 2025 che riguardano il contributo d'accesso e la relativa campagna di comunicazione. Quest'ultima nasce dall'esperienza maturata durante la sperimentazione che ha fatto comprendere l'importanza di impiegare una comunicazione chiara, semplice, amichevole e rassicurante. Con questo obiettivo è nato Rivo, una sorta di mascotte del contributo d'accesso 2025 che si presenta come una guida super esperta della città di Venezia, a cui piace organizzarsi in anticipo per godersi il momento allontanando la fretta e l'idea di vedere Venezia che non viene rispettata. Rivo è stato scelto come slogan, come nome breve e facile da ricordare e che includesse un significato e un legame con Venezia. Rivo, arrivo, è l'espressione che si usa in dialetto veneziano per arrivare qualcuno che, appunto, stiamo arrivando, che è un po' l'obiettivo del contributo d'accesso. L'8 febbraio scorso, cambiamo argomento, sono giunti al Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia 54 nuovi carabinieri che, avendo terminato i corsi di addestramento presso i vari istituti di formazione dell'Arma, saranno impiegati per potenziare il controllo del territorio mediante lo svolgimento di servizi di prevenzione e contrasto dei reati in generale. I carabinieri neogiunti sono stati destinati alle 38 stazioni e 2 tenenze della città metropolitana di Venezia, primi presidi di legalità e pertanto qualificati punti di riferimento per la comunità, a beneficio della quale opereranno giornalmente per garantirne l'ordinato vivere civile. I militari, tra i quali anche una nutrita compagine femminile composta da 17 donne, svolgeranno il loro servizio istituzionale nei territori delle compagnie di Venezia, Mestre, Chioggia, Portogruaro e San Donà di Piave. Durante la stagione estiva, come ogni anno, arriveranno inoltre ulteriori risorse messe a disposizione dal Comando Legione Carabinieri Veneto per rinforzare i comuni del litorale interessati da considerevoli flussi turistici. E nella giornata di oggi, alla presenza delle massime autorità locali, nel 30° anniversario della sua scomparsa, la Polizia di Stato ha ricordato con una cerimonia commemorativa l'agente scelto della Polizia di Stato Giovanni Menegazzi, vittima del dovere medaglia d'argento al valore civile, che morì a seguito di un incidente stradale in servizio nel 1995, all'età di soli 28 anni. Il suo ricordo è stata intitolata la sede della sezione Polizia Stradale di Venezia, sita in via Carossa a Mestre. La Questura di Venezia ha voluto rendergli omaggio con una breve cerimonia presso il cippo commemorativo sito a Spinea, lungo la strada provinciale 81, dove è stato deposto un omaggio floreale offerto dal capo della polizia. A seguire vi è stata la benedizione del cippo ad opera del cappellano della Polizia di Stato, padre Piero Rizza, alla quale hanno partecipato, oltre a numerosi colleghi della Polizia Stradale di Venezia e personale della Polizia di Stato, anche il fratello del poliziotto tragicamente caduto in servizio. Voltiamo pagina. Il sogno funambolico di Daniele Finzi Pasca torna a Venezia per l'estate 2025. Dopo il successo della prima edizione dell'estate 2024, in cui ha emozionato più di 14.000 spettatori, e di una tournée tra Italia, Svizzera e Francia, Titizé A Venetian Dream torna sul palcoscenico del Teatro Goldoni con una nuova freschezza. Lo spettacolo di teatro acrobatico sarà di scena dal 9 luglio al 21 settembre 2025, tutte le sere dal mercoledì alla domenica, con una breve pausa dal 4 al 19 agosto. Fin dal debutto lo spettacolo, pensato dal Teatro Stabile del Veneto, Teatro Nazionale, come progetto di rilancio internazionale del palcoscenico del Teatro Goldoni, che con i suoi 400 anni di storia risulta il più antico tra i teatri moderni tuttora in attività, ha saputo coinvolgere il pubblico veneto, nazionale e internazionale di Venezia. Oltre all'Italia sono più di 25 i paesi rappresentati, con spettatori stranieri in prevalenza da Svizzera, USA, UK, Francia, Germania, Austria, Australia e Olanda. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.